Un'ambulanza attrezzata per le emergenze a Portofino, sbarcata questa mattina dal traghetto Icnusa. Importante la sinergia tra la ASL 4 e le pubbliche assistenze del Tigullio occidentale. Iniziati i lavori sulla provinciale 227 tra Santa Margherita e Portofino. Sulla voragine sarà posizionata una passerella pedonale. La speranza è che sia pronta prima di Natale. Portofino sarà bella come e più di prima, a dirlo è il Vescovo in una lettera scritta per la festa di San Martino, celebrata nel borgo, a leggerla il parroco durante la Santa Messa del mattino. Gesù sta con gli ultimi, lo ha ricordato il Papa all'Angelus, invitando a dare ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi. Domenica prossima si celebra la Giornata Mondiale del Povero. Il primo premio nazionale musicale Città di Chiavari va in Lombardia. Vincitore il 22enne Giona Pasquetto di Varese. Soddisfatti gli organizzatori che già pensano alla seconda edizione. Pallanuoto, prove di campionato per 4 formazioni di A2 maschile nella piscina del Parco Tigullio, quadrangolare tra Torino, Camogli, Bologna e Lavagna 90 che ha vinto il torneo. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Da oggi Portofino è un po' più sicuro, almeno dal punto di vista sanitario. È entrato in servizio da questa mattina in piazzetta un'ambulanza attrezzata in grado di fornire una prima assistenza più completa a chiunque abbia bisogno di un primo soccorso. Importante il coinvolgimento delle pubbliche assistenze del Tigullio occidentale, la Croce Bianca di Rapallo, i volontari del soccorso di Sant'Anna, quelli di Ruta, la Croce Verde di Camogli. I loro volontari affiancheranno i medici del 118. Secondo le previsioni il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019. Il servizio. Sbarca dal traghetto Icnusa e prende il suo posto in piazzetta. L'ambulanza della Croce Bianca Rapallese è da oggi in servizio permanente nel borgo di Portofino, isolato per il crollo della provinciale 227. Il mezzo va ad aggiungersi a quelli già presenti dai giorni successivi alla mareggiata, che di fatto ha costretto il borgo ad un isolamento forzato. Presenti e pronti a prestare il loro servizio un'ambulanza di tipo A, una di tipo B, un mezzo 4x4 e un'idroambulanza. A turni saremo presenti con 2 operatori sulle 24 ore, più eventuali servizi a chiamata, quindi idroambulanza e l'ambulanza di tipo B con ulteriori operatori. Comunque 2 saranno fissi qui, H24, per tutta la durata del progetto a fianco di medico e infermiere del 118. Questo progetto, che è un progetto poi di presenza sul territorio per dare tranquillità e sicurezza a chi vorrà continuare a venire a Portofino, che speriamo siano in molti. Un presidio sanitario dunque che si rafforza e si affianca a quello del 118, già attivo nelle ore successive alla mareggiata, che già durante queste prime settimane ha avuto modo di prestare il suo indispensabile servizio. Dalle banalità, perché comunque magari mancano sia il medico di famiglia piuttosto che la guardia medica, piuttosto anche gli infermieri domiciliari che fanno le medicazioni, a cose un pochino più gravi. Questo ci sta, ovviamente per la popolazione non è tantissima, però statisticamente qualche intervento è stato fatto. Questa mattina ad accogliere l'arrivo dell'ambulanza l'assessore regionale alla sanità e i vertici dell'ASL 4, che hanno voluto ringraziare l'impegno delle pubbliche assistenze del Tigullio occidentale coinvolte. Pubbliche assistenze di questo territorio che ringrazio perché insieme si sono coordinati e daranno un servizio con continuità con i volontari qui presenti, quindi un bel gioco di squadra tra ASL 4 e pubbliche assistenze. Avevamo assolutamente bisogno di un mezzo di soccorso come un'ambulanza attrezzata per garantire la sicurezza operativa, più puntuale, più precisa. Siamo molto soddisfatti di esserci riusciti oggi. In questi giorni il pattugliatore d'altura della Guardia Costiera, nave Diciotti, è presente nel Golfo davanti a Rapallo e Santa Margherita. L'unità è stata dislocata sul nostro territorio come segno di supporto alle amministrazioni locali che stanno ancora affrontando l'emergenza dovuta alla mareggiata di fine ottobre. Intanto Comune di Portofino e Città Metropolitana hanno fatto un sopralluogo per verificare la situazione della provinciale 227. I lavori sono partiti in queste ore. Noi abbiamo effettuato delle interviste. Le vediamo.
Portofino è viva e prova a ripartire. Alcune attività sono aperte, ci sono i turisti che arrivano in battello con i residenti, c'è chi scende dai sentieri e si gode la piazzetta bella come sempre. Segnali di speranza, come il fatto che oggi partono i lavori sulla provinciale 227. La città metropolitana interverrà in 2 punti. Siamo pronti per partire nella zona dove è collassata completamente la strada, per posare una passerella pedonale in modo da garantire almeno quel tipo di transito. Contestualmente inizieremo degli interventi sulla prima parte verso Paraggi, dove è crollato una parte dell'infrastruttura ma è rimasto il muro di contenimento, e lì cominceremo ad aggredirla nella giornata di oggi. La passerella pedonale sarà lunga 150 metri e potrebbe essere pronta prima di Natale. Intanto vanno avanti i lavori sul monte di Portofino per rendere percorribile senza problemi la via alternativa per le emergenze. Quella strada è una strada che deve servire per emergenza, noi l'abbiamo appena percorsa per venire appunto a fare questo sopralluogo. Mi sembra che al momento interventi invasivi non ne siano stati fatti, non ne devono venire fatti. Certamente il soccorso deve essere garantito in caso di mare grosso, in caso di vento. Quella è una strada che deve essere fruibile. Il sindaco, approfittando di questo periodo, spera di iniziare anche la prima parte di lavori sul Rio Fondaco, che nei giorni scorsi ha rovinato una piccola porzione della piazzetta. Un lavoro già preventivato, ad oggi incastrato negli ingranaggi della burocrazia. Qui non si ruba, qua si lavora, le cose bisogna farle velocemente perché la gente ha bisogno di risposte, ecco, soprattutto a livello anche nazionale. Via Cava sottolinea infine che il borgo è vitale e invita tutti per l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, per la tradizionale accensione dell'albero di Natale. Con una festa qui nella piazzetta per dare un segnale, tanto un po' di incoraggiamento ai nostri residenti, come dire, ok, siete tornati alla normalità, e un pochettino un segnale nel mondo che dire Portofino è aperto, Portofino aspetta i turisti di tutta Italia e di tutto il mondo. Ecco le immagini dei primi lavori lungo la strada che collega Paraggi con Santa Margherita Ligure. Prego la regia di mandare in onda. Questa mattina è iniziata l'installazione di una linea che consente di ancorarsi per lavorare in sicurezza, e domani inizierà la rimozione dei detriti e la sistemazione dell'area franata. Entro Natale si vuole inaugurare il passaggio pedonale che unirà di nuovo Santa Margherita Ligure con la frazione di Paraggi. E i portofinesi si sono ritrovati ieri per la festa del santo titolare della parrocchia, San Martino. Il vescovo di Chiavari ha scritto loro un messaggio di speranza. Il parroco ha sottolineato l'aiuto concreto tra i residenti in questa fase di difficoltà. Vediamo. Sono certo che presto Portofino sarà bella, come e più di prima, e quanto accaduto sarà solo un ricordo per gli annali della sua storia. Sono le parole del vescovo contenute in una lettera rivolta ai portofinesi riuniti per San Martino e lette dal parroco durante la messa. Monsignor Tanasini spiega di non poter essere presente quest'anno alla festa, celebrata dopo i drammatici eventi meteorologici che hanno sfregiato il paese e ferito la comunità. In poche righe ha voluto però condividere il dolore dei portofinesi e, scrive, anche la vostra speranza, che ha già messo in movimento le attività necessarie a riparare i danni e a dare nuovo slancio alla vita del borgo. Prego San Martino con voi, santo della generosità e della condivisione, non trascurerà di accompagnarvi sulla via della ripresa. San Martino, ha spiegato il parroco nell'omelia, richiama il contenuto centrale del cristianesimo, da una parte attraversato dal fascino del pensiero, dall'altra dalla forza dei gesti concreti, la carità. E anche qui a Portofino in questi giorni, devo dire, molti portofinesi si sono dedicati, prodigati gli uni per gli altri, anche superando magari alcune barriere culturali, vorrei dire politiche, e hanno saputo davvero intervenire con tatto, discrezione e tanto affetto in situazioni concrete che meritavano un aiuto immediato. Questo giorno per noi è un giorno da ricordare come tutti gli anni, quest'anno ancora di più per tutte le calamità che abbiamo avuto, e ci affidiamo alla sua protezione. San Martino per noi è il santo della carità, e non carità fatta di parole ma fatta di atti concreti, e cerchiamo di apprendere da lui questa testimonianza anche per noi nella vita quotidiana, nelle piccole cose che ogni giorno affrontiamo, sia buone o meno buone. Questa sera trasmetteremo uno speciale reportage da Portofino dove abbiamo raccolto numerose voci di residenti, di turisti, di commercianti. Il tentativo
è quello di raccogliere le voci di speranza e quindi di ripartenza. Inizio alle 21:10, vi invito sin d'ora, Telepace 1, canale 15 del vostro telecomando. Nel pomeriggio di oggi, nell'aula consigliare del municipio di Santa Margherita Ligure, si è tenuto un incontro organizzato da Ascom Confcommercio per spiegare i passaggi amministrativi per eventuali richieste danni a seguito degli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre scorsi. L'amministrazione, in accordo con gli uffici comunali, ha previsto un pre-sportello il giorno 23 novembre alle ore 15 per affiancare i richiedenti nel compilare le richieste. Tutta la documentazione si trova già a disposizione sul sito istituzionale del Comune www.comunesml.it e anche negli uffici dell'Ascom. Sabato 17 novembre a Santa Margherita Ligure si terrà una cena per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati nell'emergenza dovuta alla mareggiata. La serata prenderà il via alle 20 nella palestra dell'Istituto Colombo in via Dogali, un momento per stare insieme, contenti e riconoscenti dopo lo spavento e la fatica. Per confermare la propria presenza occorre telefonare entro il 14 novembre al numero 333 67 33 370, lo ripeto, 333 6733 370. Da ieri è isolata la frazione di San Carlo di Cese sulle alture di Pegli e di Voltri, dove vivono circa 300 persone a causa del crollo della strada in località Carpenara. Nella notte sono state ritrovate le persone che risultavano disperse da ieri sera. Si tratta di una famiglia nomade che nei giorni scorsi si era accampata lungo il greto del torrente Varenna. Per ridurre i disagi della popolazione da ieri è stato aperto un percorso pedonale, mentre da questa mattina è stato anche attivato il percorso carrabile in località Campo Silvano. I residenti potranno transitare dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 21. Sul posto è stato attivato un presidio sanitario e si sta lavorando per aprire una strada alternativa a monte. Nel frattempo proseguono gli interventi di messa in sicurezza della strada crollata in settimana e inizieranno quindi i lavori per ripristinare la viabilità principale. Se tutto andrà bene, la demolizione del ponte Morandi di Genova comincerà a partire dal 15 di dicembre. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci. Abbiamo un progetto, ha spiegato, che prevede la partenza delle lettere di invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del piano d'opera entro la fine di novembre. I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato. Bucci ha spiegato che per decidere chi eseguirà i lavori, la struttura commissariale seguirà la via della negoziazione diretta senza pubblicazione, in base a una norma dell'Unione Europea che consente affidamenti senza gara. Per la demolizione e ricostruzione del ponte Morandi, Bucci ha confermato che la migliore delle ipotesi prevede un tempo di 12 mesi, quindi un nuovo ponte per la città entro la prima metà del 2020, così ha concluso il sindaco di Genova. Prende il via domani la 23esima edizione di Orientamenti, il Salone della Formazione, del Lavoro e dell'Orientamento a Genova. Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti. Per 3 giorni l'intera area del Porto Antico sarà trasformata in un grande villaggio pensato per aiutare i ragazzi nella scelta del proprio percorso di studio e di lavoro. Laboratori, seminari, incontri animeranno il programma del MIUR realizzato con il contributo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Alle 10 nella sala maestrale dei magazzini del cotone il taglio del nastro. Subito dopo alle 11 nella sala Grecale il ministro Bussetti parteciperà al convegno nazionale Orientiamoci al futuro, promosso dal MIUR con la collaborazione della Conferenza delle Regioni e della Regione Liguria. Il convegno è rivolto in particolare ai dirigenti scolastici e ai docenti. Pagina ecclesiale del nostro giornale, alla recita dell'Angelus, il pontefice ha esortato a donare noi stessi in una offerta umile e generosa per il Signore e per gli altri e ha sottolineato come Gesù smascheri l'atteggiamento di superiorità ostentato anche per motivi religiosi. Quindi ha annunciato la seconda giornata mondiale per i poveri che si svolgerà domenica prossima. Vediamo il servizio.
Dio sta dalla parte degli ultimi, diamo al Signore e ai fratelli non qualcosa di noi, ma noi stessi in un'offerta umile e generosa. Questa è l'esortazione del Papa all'Angelus. Gesù, afferma Francesco, denuncia l'oppressione dei deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente che Dio sta dalla parte degli ultimi. Quando siamo tentati dal desiderio di apparire e di contabilizzare i nostri gesti di altruismo, il Papa spinge a spogliarci del superfluo. Dio, evidenzia, pesa diversamente le persone e i loro gesti, non misura la quantità ma la qualità, guardando alla purezza delle intenzioni. Il nostro dare a Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e dal formalismo, come pure dalla logica del calcolo, e deve essere espressione di gratuità. Come ha fatto Gesù con noi, ci ha salvato gratuitamente, non ci ha fatto pagare la redenzione, ci ha salvato gratuitamente e noi dobbiamo fare le cose come espressione di gratuità. È stata consegnata questa mattina alla Congregazione Romana per la Causa dei Santi la documentazione sull'eroicità delle virtù del servo di Dio Don Nando Negri. Il portitore designato dal vescovo diocesano Pierluigi Pezzi ha portato il plico sigillato con la cera lacca nella solennità di tutti i santi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari in occasione del rito di chiusura del processo diocesano di canonizzazione. I documenti sono stati consegnati nelle mani di Monsignor Giacomo Pappalardo, uno dei più stretti collaboratori del cardinale Giovanni Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. In occasione della trasferta romana, Pierluigi Pezzi ha avuto modo di incontrare anche il cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Papale di San Pietro, al quale ha fatto dono di 2 libri, non solo Don Nando, Olga e Gigetto Negri, dedicato ai fratelli del fondatore del Villaggio del Ragazzo, e il libro Don Gianne, un collage di testimonianze su Don Giancarlo Crovetto. Rapallo ha commemorato la strage di Nassiriya avvenuta il 12 novembre del 2003 in Iraq, quando un camion cisterna pieno di tritolo esplose davanti all'ingresso della base italiana dei Carabinieri. Nell'attentato persero la vita 19 persone tra carabinieri, militari e civili. Particolarmente sentito l'intervento del comandante della compagnia carabinieri di Santa Margherita Ligure, il capitano Simone Clemente, che ha ripercorso i momenti in cui nel 2003 in caserma lui e gli altri giovani carabinieri ricevettero dai superiori la comunicazione di quanto era accaduto in Iraq. Al termine della cerimonia il capitano Clemente ha scandito i nomi delle vittime. Nell'ambito di un servizio coordinato disposto dalla Compagnia Carabinieri di Chiavari e da quella di Santa Margherita Ligure sono state deferite in stato di libertà 4 persone. Si tratta di un 59enne di Chiavari con pregiudizi di polizia che si è rifiutato di esibire ai militari i propri documenti di identità, di un marinaio di 57 anni di Verbania pregiudicato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Un 21enne straniero residente a Chiavari con precedenti di polizia è stato denunciato invece per non aver rispettato gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Un 48enne di Genova con pregiudizi di polizia è stato sorpreso alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica accertata mediante etilometro. Sono stati inoltre segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti 2 minorenni di Rapallo trovati in possesso di una modica quantità di hashish. Questa mattina è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per uno sversamento di idrocarburi notato alla foce del torrente Rupinaro a Chiavari. I vigili hanno effettuato un monitoraggio delle acque constatando l'effettiva presenza di una chiazza oleosa di dimensioni piuttosto significative che scorreva verso il mare a pelo d'acqua. L'intervento si è protratto sino a mezzogiorno quando sul posto sono giunti anche i tecnici di ARPAL per i rilievi del caso. Quella zona del torrente non è nuova a episodi del genere. Ora si cercherà di accertare le cause di quanto è accaduto. L'idrocarburo con ogni probabilità proveniva dalla zona a monte di San Pier di Canne.
Bilancio, piano delle opere pubbliche, appalto dei parcometri e PUC. Il gruppo consiliare Noi di Chiavari ribadisce le proprie posizioni critiche già espresse nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. I consiglieri Levaggi, Colombo e Garibaldi denunciano l'incremento delle spese per le consulenze esterne e l'assenza nel piano delle opere pubbliche di interventi per le piste ciclabili, per la strada interpoderale di Caperana Alta e per il prolungamento di Viale Casman. Altro punto toccato chiama in causa la gara per la sosta condotta secondo gli esponenti della minoranza in modo frettoloso e con alcuni aspetti di scarsa trasparenza e la scadenza del piano urbanistico attuale. Vorremmo capire se esiste una precisa volontà di far tornare in vigore il piano Agostino-Segalerba del 2002, si chiedono i consiglieri. Tale piano ha prodotto molta cementificazione in città e altrettanta ne potrebbe ancora produrre nelle aree più pregiate, comprese le colline, tra cui quella delle Grazie. A Chiavari si è concluso l'iter per l'affidamento a terzi della gestione del servizio di prolungamento dell'orario e del centro estivo del nido d'infanzia comunale Mario Soracco e del servizio educativo scolastico per la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco di Caperana per il periodo gennaio 2019-agosto 2022. La cooperativa sociale Maria Luigia si è aggiudicata il servizio offrendo un ribasso del 2% sull'importo a base di gara. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il Baliatico ha approvato il bilancio preventivo 2019. Le entrate provenienti dagli affitti e dalla raccolta fondi sono previste stabili, pari a 122.000 euro. Si prevede pertanto di mantenere nel prossimo anno le attuali assistenze incrementate lo scorso anno grazie a una generosa donazione. In questo modo l'istituto potrà continuare ad assistere 75 famiglie con buoni spesa, un pacco di alimenti, indumenti e oggetti per i più piccoli. I bambini assistiti sono per il 38% italiani e per la parte restante stranieri. Secondo le previsioni dell'ideatore e benefattore dell'istituto, Antonio Daneri, alcune assistenze sono sempre riservate a bambini bisognosi delle parrocchie di Carasco, Campadonico e Sanguineto e secondo le decisioni del Consiglio le assistenze sono state recentemente estese sino a Sestri Levante e alla Valle Fontanabuona. Martedì 20 novembre, in occasione della giornata mondiale dei diritti all'infanzia, si svolge la 6ª edizione dell'iniziativa In farmacia per i bambini, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, colletta nazionale di prodotti specifici per l'infanzia a cui hanno aderito le farmacie Centrale, dei Frati e di Ridi Chiavari, le farmacie delle Grazie di Leivi Rostio e la farmacia Ligure di Sestri Levante. La raccolta sarà destinata all'Istituto Baliatico che sarà presente con i propri volontari per suggerire i prodotti più necessari. La prima edizione del Premio Nazionale Musicale Città di Chiavari ha incoronato il giovane clarinettista Giona Pasquetto, originario di Varese Lombardo. Alto il livello delle esibizioni che si sono svolte a partire da sabato pomeriggio. Il premio è stato un'occasione di scambio di competenze ma anche di incontro in giuria tra musicisti di alto spessore. Vediamo. 24 ore di musica intense e proficue. La prima edizione del Premio Nazionale di Esecuzione Musicale Città di Chiavari, organizzato dall'Accademia Musicale di Chiavari e dall'Assessorato alla Cultura, va in archivio con successo e con una promessa. Lavorerò affinché questo progetto continui a crescere, perché investire sui giovani è importante investire sui giovani, ma è importante investire sulla cultura e su quello che è il mondo dell'arte in generale. Il premio dedicato a giovani clarinettisti tra i 18 e i 28 anni ha incoronato vincitore il 22enne Giona Pasquetto, originario di Varese. A lui l'onore di chiudere la manifestazione con l'esibizione finale. Seconda classificata Sophie Pardacer, 20enne di Bolzano, mentre la medaglia di bronzo è andata a Francesco Darmanin di Firenze. Questo è il loro segreto. E dedicarsi appieno, studiare e cercare anche di aprirsi con la testa. Una parte che si suona, una partitura non è soltanto un insieme di note, è un mondo da scoprire, da vedere, bisogna conoscere il compositore, cioè non si finisce mai di conoscere le cose che si ha davanti. Anche il coraggio, aggiungerei il coraggio che è molto importante se si sale sul palco, non si deve avere mai paura di quello che si sa fare.
Il premio è stato l'occasione per uno scambio di esperienze volto a favorire lo sviluppo della cultura musicale anche in un tempo che potrebbe risultare disincentivante per i giovani. Che non si accontentano di quello che fanno tutti i giorni, non si accontentano neanche più del telefonino, neanche più di comunicare su Facebook, hanno qualche cos'altro da dire. Allora scoprono che, per esempio, come nella scienza, c'è qualche cosa che corrisponde al loro modo di sentire. È semplicemente che la musica non tradisce mai, è come nello sport sostanzialmente, quando diamo qualche cosa di noi con la passione, con l'impegno, con la disciplina. Quindi tutte queste prerogative portano poi i ragazzi ad avere una spina dorsale un po' più solida e essere meno distratti e soprattutto a non perdere la concentrazione, come purtroppo invece sempre più stiamo vedendo. Due cinquantesimi di matrimonio sono stati festeggiati ieri a Levi durante la messa domenicale nella chiesa di San Bartolomeo. Hanno rinnovato le loro promesse Emi e Aldo Solari e Maria e Dario Solari. Entrambe le coppie, leivesi doc, si erano unite in matrimonio il 10 novembre del 1968. Dall'unione tra Emi e Aldo sono nati due figli, Roberto e Sonia, mentre dal matrimonio tra Maria e Dario sono nati tre figli, Luigi, Angelo e Cristina. Ieri mattina, dopo la Santa Messa celebrata dal parroco Don Franco Brioni, le due coppie d'oro sono state circondate dall'affetto di tanti amici e parenti, oltre che dai numerosi familiari. A Emi e Aldo, Maria e Dario esprimiamo le felicitazioni per il traguardo raggiunto e l'augurio di buon proseguimento di cammino da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 13 novembre. Alle 14:30 a Villa Gimelli di Rapallo si svolgerà la tradizionale castagnata con gli amici dell'Anfas. La festa sarà allietata dalla musica del DJ Luca Storace. Nuova lezione all'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nei locali di Villa Quairolo, Graziella Corsinovi terrà una lezione sul tema Il futurismo e il surrealismo. Prosegue il 14° corso di cultura genovese. Alle 16:30 nella sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, Osvaldo Garbarino parlerà di Bacezza, un santuario millenario alle origini della storia di Chiavari. Alle 17:30, in occasione della mostra di Paganini Rockstar, nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, si terrà il concerto I Capricci prima e dopo Paganini, legato alla mostra stessa su Paganini e numero 0 del progetto speciale Leggere la musica ascoltandola. Dalle 19, nella sede dell'Acli di via Sertorio a Sestri Levante, festa e cena con i giocatori del Genoa, un momento organizzato dal Genoa Club Sestri Levante. In occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Circolo Filatelico Numismatico Chiavarese organizza una mostra allestita nei locali della Banca Carige in Piazza Roma a Chiavari. Sarà aperta per tutto novembre, con ingresso libero e negli orari di apertura dell'istituto. Passiamo allo sport. La Virtus Entella in campo questa sera in trasferta a Pontedera per la gara valevole per l'11ª giornata del campionato di Lega Pro. I biancocelesti saranno in campo alle 20:30, notizia che può essere importante per chi è tifoso, la partita sarà trasmessa su Rai Sport. Passiamo al calcio, Serie D. Nella 9ª giornata del campionato di Serie D il Sestri Levante è stato sconfitto 1-0 nella trasferta di sabato contro lo Stresa. I ragazzi di mister Celestini scenderanno in campo mercoledì nel turno infrasettimanale contro il Borgaro Nobis. Sulle immagini del Sestri Levante proseguiamo parlando della Lavagnese che ha pareggiato sul campo di casa contro il Casale. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 7° del primo tempo con Cappai. I bianconeri, che nel primo tempo hanno costruito diverse buone azioni, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cirrincione che ha raccolto il filtrante di basso e ha realizzato il definitivo 1-1. Per i bianconeri mercoledì turno infrasettimanale a Borgosesia e domenica l'impegno interno con il Ligorna.
Parliamo di pallanuoto, sta per prendere il via il campionato di A2 in vista della partenza fissata al 24 novembre. Si è disputato nella piscina del Parco Tigullio a Lavagna un quadrangolare con alcune delle formazioni più forti pronti a scendere in vasca. A giudicarsi il torneo i padroni di casa del Lavagna 90. Vediamo. Il meglio della pallanuoto di Serie A2 si è dato appuntamento a Lavagna per scaldare i motori in vista dell'inizio del campionato e sono stati proprio i padroni di casa del Di Meglio Lavagna 90 ad aggiudicarsi il quadrangolare disputatosi nel fine settimana nella piscina del Parco del Cotonificio. In vasca, oltre ai Tigullini, il Torino, giunto secondo, la Rarinantes Camogli e il Presidente Bologna arrivati rispettivamente in terza e quarta posizione. Come mi aspettavo è stato un torneo di altissimo livello con squadre molto preparate a livello atletico e infatti si è notato un gioco molto fisico, un gioco molto tendente a giocare a pressing, che comunque sia ormai è una caratteristica un po' di tutte le categorie A1 e A2 soprattutto. Miglior marcatore del torneo è stato Emanuele Azzi del Torino con 9 reti, seguito da Edoardo Caliogna della Rarinantes Camogli con 7 marcature. Per tutte le squadre in vasca è stato comunque un buon banco di prova e un'ottima occasione per testare gli schemi di gioco in vista dell'inizio ormai imminente del campionato previsto per il 24 di novembre. Sono molto contento del rendimento della squadra, è un ottimo test, sicuramente averlo anche vinto fa sempre piacere, ma non bisogna mai farsi trarre in inganno perché i tornei amichevoli comunque sia sono allenanti, ma allo stesso tempo non hanno diciamo, non hanno lo stesso peso delle partite di campionato e anche a livello mentale quando ci si giocano veramente i 3 punti tanti aspetti cambiano. Comunque un ottimo torneo, mi ha fatto capire tante cose sulla nostra situazione atletica e quindi continuiamo così e fra 2 settimane, sabato 24 a Sori avremo la prima giornata di campionato. Passiamo alla scherma, buoni risultati per la Chiavari Scherma nella prima prova Grand Prix giovanissimi riservata ai ragazzi tra i 10 e i 14 anni delle regioni Liguria, Toscana e Lombardia. A Livorno la 12enne Chiara Bavestrello è salita sul podio con un ottimo terzo posto. La sua compagna Carlotta Conte nella categoria allieve spada femminile è entrata in finale classificandosi ottava. Da segnalare anche il buon piazzamento di Loris Giuffra, categoria allievi spada. Il prossimo impegno della società chiavarese sarà la trasferta nel prossimo fine settimana a Belluno, dove Alice Cassano cercherà di ottenere un buon piazzamento ai campionati italiani Under 23. Bene, questa era l'ultima notizia per quanto riguarda il giornale di oggi. Prossimo appuntamento, come sempre, rinnovato a domani, 12:45 TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente, in particolare al reportage su Portofino che andrà in onda intorno alle 21:10. Grazie per la vostra cortese attenzione, una buona serata a tutti e arrivederci.